Ha aperto a Castelfranco Veneto la Bottega Italiana, una cooperativa agricola gestita da 5 imprenditori agricoli trevigiani che faranno vendita diretta al consumatore. Si tratta della prima esperienza di questo tipo sul territorio della Marca. Buon Gusto 22, questo è il nome del negozio che si trova in Borgo Treviso, un luogo in cui è possibile trovare i prodotti della rete di vendita diretta Campagna Amica. Noi proponiamo dai salumi ai formaggi, alle carni fresche di maiale, coniglio, bovino e pollo, confezionate naturalmente, alle uova, le verdure, tutte le tipologie di verdure, la frutta dei nostri produttori sempre, quindi solo cose di stagione, quindi non troverete sicuramente il limone, e poi il pane fatto a legna, i vini che sono sia sfusi che in bottiglia che in bed-in box, marmellate, confetture, vasetterie, cioè cosa vuol dire pomodori sotto aceto, radicchi sott'olio. Prossimamente aprirà anche il sito web di e-commerce, dove i consumatori potranno effettuare i loro ordini. La bottega si aggiunge ai 15 mercati agricoli di Campagna Amica presenti nella Marca trevigiana. Il consumatore ce lo chiede, i sondaggi dicono che ormai il 98% del consumatore vuole che sia indicata l'origine sui prodotti, vuole la sicurezza alimentare, vuole la tracciabilità. Noi con questo progetto siamo riusciti a dare al consumatore quello che vuole. La nuova bottega ha visto anche la benedizione di Padre Luigi. Tra le autorità presenti c'era l'assessore all'agricoltura della Regione Veneto. Coldiretti è da sempre impegnata anche qui nel Veneto a creare con Campagna Amica, a portare i prodotti tipici, i prodotti locali e tradizionali nelle piazze con naturalmente i mercati a chilometro zero, con l'incentivazione della stagionalità e quindi aprendo con i loro soci anche un punto vendita di questo tipo, mettendo in rete le imprese, ha chiuso il cerchio dando la possibilità al consumatore che viene qui di trovare prodotti freschi, di trovare prodotti fatti dai nostri imprenditori agricoli e soprattutto certificati con tutti i marchi anche regionali di qualità verificata, IGT, DOC, DOCG e delle piccole produzioni. Ora, per i cittadini che vogliono consumare qualità, non ci sono più alibi, chiude Pan. A Castelfranco Veneto c'è una bottega che li aspetta.